chiuse ufficialmente le liste negli 86 comuni veneti al voto, oltre 200 i candidati sindaco, occhi puntati su Padova, Verona e Belluno. Fiamme, una colonna di denso fumo nero, paura in mattinata a Porto Buffolè per l'incendio scoppiato all'interno di un'azienda di ceramiche, decine di mezzi di vigili del fuoco in azione. Tragedia nella notte a Mestre, un senza tetto muore stritolato mentre cercava di prendere dei vestiti all'interno di un cassonetto. Aggressione davanti ad un locale a Fonte, questa mattina alle 7, la vittima è una barista messa in salvo dal provvidenziale arrivo di un fornitore che ha messo in fuga l'uomo. Ha rischiato di perdere un occhio il commerciante bengalese aggredito ieri sera a Mestre da un nigeriano durante una rapina nel suo negozio. Accusa gli alpini, dimissioni, non ci penso nemmeno, l'assessore Donazzan replica le polemiche dopo le frasi sugli apprezzamenti alle donne, provoca sospendere le adunate, allora chiudiamo i centri di accoglienza. Oggi primo giorno di apertura della mostra su Antonio Canova a Treviso, Vittorio Sgarbi ricorda la modernità dell'artista con un'opera che lega la Marca all'Ucraina. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque in primo piano la politica con le elezioni amministrative del 12 di giugno, chiusi oggi a mezzogiorno i termini per la presentazione delle liste in Veneto. Negli 86 comuni al voto in corsa sono oltre 200 i candidati sindaco che sono scesi in campo, su cui spiccano nei 3 capoluoghi di provincia chiamati al voto i 9 candidati di Padova, sostenuti da 24 liste, i 4 di Verona con complessive 23 liste e 3 di Belluno. 996.000 gli elettori veneti chiamati al rinnovo di sindaco e consigli comunali su una popolazione residente di 1.770.000. I ballottaggi sono fissati per il 26 giugno e oltre a Padova, Verona e Belluno altri 10 centri potrebbero dover ricorrere al secondo turno in caso nessuno dei contendenti superi il 50% più uno dei consensi. Ben più vasta invece la totalità dell'elettorato veneto, la platea per quanto riguarda il referendum sulla giustizia, su cui si esprimerà nella stessa giornata per procedere poi allo spoglio delle schede. Dunque 3 i centri, l'avete sentito, più importanti. Dunque noi andiamo adesso a vedere Padova, candidature secondo le attese, nessun nome all'ultimo momento, 9 gli aspiranti sindaci, 2 sono le donne, sostenuti in tutto da 24 liste. I candidati alla carica di primo cittadino del capoluogo euganeo sono 9, 7 uomini e 2 donne, 24 le liste a loro sostegno. Sergio Giordani, sindaco uscente, sarà affiancato da ben 9 liste: PD, 5 Stelle, Coalizione Civica, Per Padova, Europa Verde, Padova Bene Comune, Padova Insieme, Padova Futura, Giordani sindaco. Francesco Peghin con Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Coraggio Italia, più Padova, il popolo della famiglia, Francesco Peghin sindaco. Lorenzo Innocenti per Torna Padova, Francesca Gislon per l'omonima lista. Paolo Girotto con la lista 3V Verità e Libertà. Domenico Minasola per Alleanza per Padova, Chiara Zoccarato per Alternativa. Luca Lendaro è sostenuto dalle liste Solidarietà, Ambiente e Lavoro e Tutta Nostra la Città. Infine Salim El Maumed per la lista Salim Sindaco Padova di Tutti. 24 liste per circa 700 candidati alla carica di consigliere comunale. I posti sono 32, 153.000 invece i padovani che saranno chiamati alle urne il 12 giugno. Ed ora siamo alla cronaca. Fiamme, una colonna di denso fumo nero, paura in mattinata a Porto Buffolè nel Trevigiano per l'incendio scoppiato all'interno di un'azienda di ceramiche, decine di mezzi dei vigili del fuoco in azione. Dalla colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza all'arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco passano pochi minuti in una mattina che a Porto Buffolè fa temere il peggio. Le sirene dei pompieri viaggiano in direzione zona industriale e in poco tempo il passaparola nel piccolo paese corre, perché ad essere aggredita dalle fiamme è un'azienda molto nota, la Nikos, che tra la sede trevigiana e quella di Prata di Pordenone dà lavoro a 150 dipendenti.
Fiamme nella ditta che in via Bastie produce lavabili, piatti docce e vasche da bagno. Fiamme in un edificio con all'interno resine, vernici, materiale plastico usati per la produzione. L'incendio fino adesso sulla zona produttiva non l'ha presa, abbiamo problemi normali per lo spegnimento della guaina sul tetto, stiamo provvedendo. Per il momento abbiamo tutte le forze disponibili, squadre di Pordenone, di Treviso, volontari Gaiarine e anche di Sacile e distaccamenti vari. L'incendio scoppia poco dopo le 11:15, a quanto pare durante i lavori di manutenzione e polizia per il fine turno. Cause tutte da definire. L'allarme tra i dipendenti è immediato e consente ai vigili del fuoco di riuscire a circoscrivere il rogo pur se con difficoltà. La buona notizia è che tra i dipendenti presenti nessuno è ferito, ma i timori non mancano. Il primo è che i liquidi infiammabili potrebbero innescare scoppio o esplosioni, ma il pericolo viene scongiurato presto, prima che si presenti il secondo ostacolo. Il problema è la guaina sul tetto. Cosa potrebbe provocare? Fuoco, fiamme, percolamento sul materiale sottostante. Si lavora incessantemente mentre nelle vicinanze dell'area si accalcano numerose persone, la maggior parte operai della stessa azienda, ma anche di ditte vicine o semplici residenti. Troppo pericoloso, tanto che la zona viene resa off limits dagli stessi vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco. Dispiace per quello che è successo, è un'azienda importante del territorio. Per fortuna so che non si è fatto male nessuno, questa è la cosa più importante. Con il passare delle ore il super lavoro dei vigili del fuoco dà i suoi frutti e anche la situazione della guaina viene risolta. ARPAB è stata nel frattempo allertata per rilevare un eventuale inquinamento dell'aria, ma il sindaco è ottimista e per il momento non vengono emanate ordinanze. Al centro di Porto Bufalè sinceramente non si sente niente, per fortuna, perché l'aria tirava verso Fontanelle, quindi non verso Porto Bufalè. Quindi da questa parte abbiamo solo fabbriche, non abbiamo neanche abitazioni, quindi il problema diciamo è relativo se resta in questa area. Danni ingenti ancora da quantificare per il rogo alla Nikos, sotto shock i titolari e i dipendenti. Tra quelli accorsi sul posto c'è anche chi ha sfiorato il dramma per poche ore. È brutto, molto brutto purtroppo, perché che adesso quanto si andrà avanti non si sa, e noi siamo dipendenti e dunque... Il timore per il futuro, inevitabile, la voglia di sapere quando e come ripartire. L'altra faccia della giornata a Porto Bufalè è quella dei lavoratori. Ci sono gli operai con le braccia e il volto annerito dal fumo che escono dalla struttura quando ancora le fiamme stanno impegnando i vigili del fuoco e hanno i volti rigati da lacrime o con i segni addosso dello shock per lo scampato pericolo. E ci sono i loro colleghi accorsi da casa per vedere la loro Nikos aggredita dalle fiamme. Qualcuno aveva lavorato proprio stamane, staccando il turno alle 6. No, io ho saputo tramite mio marito che è venuto a casa e mi ha detto guarda che sta prendendo fuoco, ma ho detto no, perché io ho finito il turno stamattina e era tutto a posto. Vengono i brividi nel rendersi conto che solo qualche ora dopo è scoppiato l'incendio e tra chi arriva c'è anche il timore che qualcuno dei colleghi si sia fatto male. Un po' la paura, sì, come tanti, penso come tutti, credo, però penso che sì, ci sta insomma in queste situazioni. Si cerca di consolarsi a vicenda, mentre fuori, come spettatori di un dramma non richiesto, ci sono anche i titolari dell'azienda. Nessuna voglia di parlare al microfono, solo una mezza frase con un filo di voce. La cosa importante è che nessuno si sia fatto male. C'è una causa da accertare, ci sarà una conta dei danni da definire. Anche il sindaco cerca di dare qualche parola di consolazione. Lui che il nome Nikos lo conosce molto bene. È una delle prime aziende dove ho cominciato a lavorare io quando ero giovane, alla Nikos Albina di Gaiarine, quindi nel 1987 i miei primi 4 anni di lavoro li ho fatti alla Nikos, quindi un pezzo di cuore tra virgolette lo ho nella Nikos con questo nome. Tragedia nella notte a Mestre, un ragazzo senza fissa dimora cercava qualcosa nel contenitore pubblico di vestiti ed è rimasto stritolato all'interno. Una storia di povertà, il dramma nel dramma. Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, un giovane probabilmente senza fissa dimora ha perso brutalmente la vita cercando di recuperare dei vestiti da una campana per la raccolta di indumenti in via Spalti a Mestre, all'altezza del civico 51. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava rovistando nel cassonetto degli abiti, ma si sarebbe sporto troppo, perdendo l'equilibrio. Probabilmente ha provato ad aiutarsi con le mani, ma è rimasto incastrato con la testa all'interno della campana.
macchina, attivando il meccanismo che separa il vano dove si infilano i sacchetti dal deposito sottostante, una trappola mortale. Per lui non c'è stato scampo. Incastrato nel congegno non è riuscito più a liberarsi. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti allarmati dalle urla che provenivano dalla strada. Una volta giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Per aprire il cassonetto e recuperare il corpo, i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare le cesoie. La polizia sta procedendo all'identificazione della vittima. Il giovane non aveva con sé alcun documento. Ed ora nel padovano ha perso il controllo della sua auto in piena notte tra Vo ed Este, finendo contro un platano. Un 28enne residente nel Vicentino ha perso così la vita. Una sbandata sulla sinistra e dopo alcuni metri lo schianto contro un platano. È morto sul colpo ieri notte verso le 4 un 28enne romeno residente ad Agugliaro nel Vicentino. L'incidente è stato causato quasi di certo dall'alta velocità con la quale il giovane stava guidando la sua Alfa Romeo Giulia lungo via Marconi, la provinciale 89, in direzione di Este. La sbandata prima e la deviazione sul bordostrada in erba poi devono aver reso incontrollabile la vettura che dopo l'impatto contro l'albero si è rovesciata sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e il personale sanitario del 118 che a causa delle lesioni mortali riportate dal 28enne non ha potuto fare altro che accertarne il decesso sul posto. Ed un altro incidente gravissimo, questa volta nel Veneziano, tragico schianto frontale nella notte ad Eraclea, a perdere la vita un 33enne di Ceggia. Non ce l'ha fatta Nicolò Manica, 33 anni, di Ceggia. È morto durante la notte in un incidente stradale a Eraclea lungo via Vivaldi, nelle vicinanze di Ponte Crepaldo. In base a una prima ricostruzione, il 33enne stava guidando verso casa in direzione Ceggia quando la sua auto si è scontrata frontalmente contro un'altra vettura con a bordo 3 persone che procedeva nella direzione contraria. Inevitabile lo scontro. I soccorsi del 118 arrivati sul posto, assieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto, ferite ma non in modo grave gli altri 3 occupanti dell'altra auto. Entrambe le vetture ora sono state poste sotto sequestro. L'incidente poco dopo 00:30. Sul posto i carabinieri della compagnia di San Donà per i rilievi e avviare le indagini. Ed ancora cronaca, questa volta dal Trevigiano, aggressione davanti ad un locale a Fonte. Questa mattina alle 7 la vittima è una barista. È arrivata come ogni mattina al lavoro, una giornata come tante, ma che in un attimo si è trasformata in un incubo. La vittima è una barista. Sono le 7 del mattino quando la dipendente di una pizzeria bar di Fonte arriva nel locale. Deve aprire l'attività. All'improvviso viene aggredita da un uomo che si trova alle sue spalle. Non lo conosce. Sono attimi di panico per la donna che però non cede e reagisce. Lotta con tutte le sue forze. L'uomo sembra abbia tentato un approccio sessuale. La vittima si è difesa. L'aggressore l'ha malmenata e minacciata con un oggetto contundente, ha stretto le mani sul collo della vittima, tanto che ha riportato delle lesioni sul collo e sul fianco. A salvare la donna all'arrivo in quel momento di un fornitore del bar che costringeva alla fuga l'aggressore. L'uomo si è allontanato velocemente a piedi nelle vie circostanti facendo perdere le tracce. Sotto shock la barista ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia di Castelfranco. La barista è stata soccorsa dagli uomini del SUEM 118. Le lesioni sono lievi ma la paura è stata tanta. Ora sono scattate le indagini, verranno visionate le telecamere di videosorveglianza della zona per dare un volto ed un nome all'aggressore. È caccia all'uomo. Ha rischiato di perdere un occhio il commerciante bengalese aggredito ieri sera a Mestre in via Piave da un nigeriano durante una rapina nel suo negozio. Sul luogo della violenta rapina ancora visibili le tracce di sangue del commerciante bengalese 41enne accoltellato al naso e vicino all'occhio destro da un nigeriano nel corso dell'aggressione nel suo centro di assistenza fiscale, oggi chiuso. Il fatto ieri sera dopo le 20 a Mestre in via Piave, come racconta uno dei commercianti della zona che aveva visto l'aggredito uscire dal suo locale poco prima della rapina. Io ero in bar, lui era appena uscito dal bar per rientrare al lavoro. È un nordafricano, sembrerebbe che precedentemente aveva rubato il telefono a lui. Dice se vuole avere il suo telefono indietro deve dargli 200 euro. Lui a quel punto risponde di no
e l'altro tira fuori il coltello e lo accoltella sul sopracciglio. Fortunatamente a bloccare il nigeriano e a soccorrere l'aggredito alcuni suoi connazionali che si trovavano all'interno del suo CAF, racconta oggi il cugino del bengalese. Meno male se altri 3-4 bangla era dentro, per quello loro era subito già... L'hanno cercato? Sì, ha cercato di quello nero. E poi è scappato? Quasi 10 minuti dopo è scappato. Ha chiamato polizia, è arrivato tutti gente, anche se telecamera di qua, guardato, ha aiutato tutti, però già meno male dentro se altri 5-6 bangalesi ha aiutato loro, per quello... Ma c'erano anche i suoi figli, i suoi bambini con lui? Sono arrivato dopo. E l'hanno visto in quelle condizioni? L'hanno visto ferito? Sì, visto perché tutto era sangue, tutto, anche naso. Il 41enne accoltellato conosce bene il suo aggressore, visto che umanamente lo ha più volte aiutato anche con oboli di varie entità, racconta sempre il cugino del commerciante bengalese. Dai per piacere, perché fame, lui ha dato ben intero. Arrivato l'altro giorno a rinnovo anche ieri sera, ho detto dai 200 euro, serve un bisogno, ma perché devo dare a te? Ho detto no, perché lui è forse ubriaco, non lo so, preso qualcosa, no, devi dare. Ho detto no, io non ce l'ho soldi. Dopo lui non dà, lui preso di tipo di coltello. Oggi fortunatamente fuori pericolo, suturate le ferite, rimediando diversi punti, il commerciante accoltellato ha deciso di tornare a casa dall'ospedale per rientrare in famiglia. Ed ora torniamo a parlare degli alpini accusati di molestie a Rimini. L'assessore Donazzan già nella bufera per aver difeso le penne nere, rilancia e provoca. Ieri è stato fermato sempre a Rimini l'autore di un tentato stupro. È uno straniero accolto in un centro. Se chiudiamo le adunate, chiudiamo allora anche i centri di accoglienza. Elena Donazzan non ci sta all'attacco ormai quotidiano contro gli alpini accusati di aver molestato alcune ragazze alla Dunata Nazionale di Rimini e lancia quella che ha tutto il sapore di una provocazione. In un quotidiano di Rimini oggi viene riportata la notizia di uno straniero ospite di un centro di accoglienza fermato per il tentato stupro ai danni di una giovane. Allora io vorrei vedere le donne di sinistra che ho visto schierate a condannare gli alpini, dire che sono gli immigrati, e quelle che dicono che devono essere cancellate le adunate degli alpini dovrebbero dire che devono essere chiusi i centri di accoglienza. Poi aggiunge: vede, io invece non dico questo, io dico che gli alpini non si toccano perché non c'è nessuna in 93 adunate caso di denuncia confermata in 93 adunate. Se a Rimini è accaduto qualcosa di diverso e se uno di quei casi è stato e viene dimostrato, è l'associazione nazionale che farà per prima quello che queste signore stanno facendo oggi, cioè condannando a priori. Elena Donazzan poi punta il dito contro l'associazione Non Una di Meno. Le signore del Non Una di Meno, questa associazione così zelante da dire già il giovedì che c'erano segnalazioni e il venerdì ne aveva centinaia e centinaia, è la stessa di Trento. A Trento torna l'assessore. Queste signore dell'associazione avevano già detto le stesse cose. I giorni precedenti aveva detto che ci sarebbe stata una orda barbarica che sarebbe arrivata a Trento, che le donne dovevano avere paura e che ci sarebbero stati episodi di macismo. Ebbene, non è accaduto nulla e questa stessa associazione fu costretta a rimangiarsi le cose che disse. Trento 2018. A chi chiede le sue dimissioni, la Donazzan risponde a chiare note. Di no, io sono fieramente schierata al fianco degli alpini e se un giorno dovessi lasciare una carica istituzionale per avere difeso gli alpini o la patria, ne sarei fiera. Il grano non è l'unico legame tra la nostra provincia e l'Ucraina. A ricordarlo ieri sera a Treviso Vittorio Sgarbi, intervenuto all'inaugurazione della mostra dedicata alla vita e alle opere di Antonio Canova. Canova ha un futuro, non è soltanto un artista volto all'antico, c'è un Canova e l'attualità. Ha descritto così Vittorio Sgarbi l'opera dello scultore di Possagno ieri sera all'inaugurazione della grande mostra allestita al Museo Bailo. E l'attualità sta in una scultura che di fatto lega la Marca all'Ucraina. La pace di Kiev, perché voi sapete che Canova scolpì, dopo averla concepita in gesso nel 1812, una scultura arrivata purtroppo quando il committente ormai era scomparso. Era un committente che ammirava Canova e ammirava anche Napoleone, che peraltro stava immaginando di occupare la Russia.
Canova ha mandato la scultura nel 1816 a San Pietroburgo e quella scultura nel 1957, quindi quando si celebrava Canova qui, è stata mandata da Khrushchev, che era il presidente di tutte le Russie, dell'Unione Sovietica, ed era ucraino, quindi all'epoca non esisteva una contrapposizione fra due identità nazionali, l'ha mandata a Kiev e con ciò essa è diventata, benché concepita per San Pietroburgo, la pace di Kiev. Oggi questa scultura si deve difendere, è protetta con i sacchi, con tutto quello che serve durante la guerra per impedire che le opere vengano distrutte. Un'opera, ma soprattutto un simbolo, secondo Sgarbi, che dimostra come l'arte salva l'uomo dagli istinti più bassi, come l'odio verso l'altro. Canova rappresenta l'arte nella sua dimensione più assoluta, la dimensione in cui tutto è depurato dal male, dalla violenza, ed ecco per questo egli può essere così alto simbolo di pace con la sua scultura per Kiev. E alla fine una riflessione che difficilmente ti aspetti da un critico d'arte dichiaratamente laico. Canova ci unisce qui a celebrare un'idea di arte come qualcosa che ci avvicina a Dio. Dio potrebbe anche non esistere, ma l'altro ci dice che Dio esiste. L'esistenza dell'arte ci parla di qualcosa che sta sopra di noi, che è dentro prima e poi sopra di noi. Ed ora nel Padovano ritorna la tradizione dei piselli di Baone e i celebri bisi dei Colli Euganei. La tecnica si tramanda da generazioni, si schiaccia il bacello e poi con il dito si fanno cadere i piselli nelle ciotole, via uno dopo l'altro con velocità. Il rito è quello della destegolatura dei piselli, o meglio dei bisi, che riunisce la comunità di Baone, il piccolo comune dei Colli Euganei, che dopo 2 anni ritorna a rivivere una tradizione che la pandemia aveva interrotto. Seduti all'interno della vecchia chiesa di Baone, recentemente restaurata, si rivive la tradizione del filò, si sgranano i bisi, si raccontano storie proprio come una volta. L'unico cambiamento è il distanziamento e la mascherina, misure di sicurezza che il Covid ci ha fatto conoscere ma che non fermano il senso di comunità che la destegolatura regala. L'emozione è grande, ma non dobbiamo... noi speriamo tanto che tutto vada bene per il meglio, perché è difficile ricominciare dopo 2 anni. E, insomma, prima avevamo già un po' le mani in pasta, diciamo, adesso siamo un po'... però abbiamo tanta voglia proprio di riprendere e di pensare sempre il meglio. I bisi di Baone, chiamati anche le perle verdi dei Colli Euganei, rappresentano un'eccellenza del territorio della cucina veneta con il piatto della tradizione risi e bisi. La produzione per questa stagione sembra essere stata buona e il comune si prepara anche a rivivere la storica festa paesana che era stata sospesa durante la pandemia. Ed è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Aria più fresca in quota si insinua nel campo di alta pressione, ma il tempo sarà tutto sommato buono. Vediamo il dettaglio di domenica 15 maggio. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Sulle zone montane e pedemontane sarà possibile qualche temporale in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 25 e i 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo, salvo nel pomeriggio sui rilievi dove non si escludono delle piogge. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ma saranno ancora possibili occasionali rovesci e temporali, specie nelle ore pomeridiane. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.